Va ora in onda Oltre la pagina. Oltre la pagina. Iniziamo con oltre la pagina, ma che giorno è, non con che giorno è, perché abbiamo subito il primo ospite, vale a dire Mirko Molteni, che ci parla del putiferio scatenato da Viktor Orban in Georgia. È andato a congratularsi con la formazione politica che ha vinto le elezioni, che è definita filo putiniana, sogno georgiano, Gartulio Sneba. Si sono scatenati tutti. Peccato che in Moldavia, dove è successo il contrario, vada tutto bene. Adesso vogliono tutti il controllo del voto in Georgia, perché chissà cos'è accaduto, visto che non hanno votato come piaceva loro. Vabbè, un'osservazione molto interessante che ha fatto Mirko, ovviamente ci siamo sentiti ieri, è che in questo diciamo tumulti di piazza, che ci sono comunque degli europeisti a Tbilisi, sembra di rivedere Maidan fine 2013, quindi a Kiev. E quindi infatti non a caso Orban ha detto: con questo voto avete evitato di finire come l'Ucraina. Sono parole, non so se sono sibilline o altro ancora. Intanto chiediamo tutto e lo ringraziamo, lo salutiamo, Mirko Molteni, che è saggista di storia militare e aeronautica e scrive sempre su Libero. Benvenuto Mirko, bentornato ai nostri microfoni. Sì, buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori. Come dicevi nella tua presentazione, appunto, quello che è successo in Georgia chiaramente richiama un po' i fatti dell'Ucraina a cavallo nell'inverno 2013-14, quando dopo i moti di piazza Maidan a Kiev il presidente filorusso Yanukovych dovette fuggire in Russia e in pratica il paese scivolò nella sfera di egemonia occidentale, e già da lì cominciarono, come sappiamo, i primi incidenti, i primi scontri armati nel Donbass, nelle aree a maggioranza russofona. Sottolineavi appunto il parallelo con la situazione ucraina, che qui in Georgia è chiaramente molto più in piccolo come scala, ma la Georgia, basta vedere, lo si nota tranquillamente da una carta geografica, è in pratica diciamo nel cortile di casa della Russia fin dai tempi degli zar, sul versante meridionale, sul versante del Caucaso, proprio sui confini, diciamo, nell'area di giunzione tra la Russia e il Medio Oriente, quindi un'area che già sappiamo calda di per sé, già in questi giorni, ormai da un anno, per la guerra di Israele contro i suoi vicini. E poi anche a non molta distanza sappiamo che c'è anche l'Armenia col contenzioso con l'Azerbaigian. Insomma, la Georgia è veramente uno dei tanti stati che sorgono lungo le cosiddette linee di faglia geopolitiche delle aree di crisi, aree turbolente. Ecco, abbiamo visto la figura di questa presidente della Georgia, che ha lei trascinato in piazza i manifestanti. Che peso ha? Che peso ti risulta abbia? Lei, ho visto, si è fatta fotografare con Ursula von der Leyen, insomma, dal punto di vista del profilo internazionale, perlomeno come immagine, sinceramente non ho avuto modo di approfondire. Diciamo
ha avuto visibilità. Cosa può succedere? Quindi che tipo di azione può provocare questa figura politica, secondo te? Per quanto riguarda gli attuali assetti politici della Georgia, appunto, lo ricordiamo, il partito filorusso che ha vinto le ultime elezioni sabato, salvo poi il fatto che, notizia comunque delle ultime 24 ore, verrà fatto un riconteggio, diciamo, dimostrativo del 14%, relativo al 14% dei seggi, ma comunque la vittoria del partito filorusso, sogno georgiano del premier Kobatidze, ha sancito in realtà una situazione che era già preesistente, perché i filorussi erano al governo già prima del voto, questa sarebbe la riconferma. E quindi mentre i filorussi esprimono il premier Kobatidze, alla Presidenza della Repubblica abbiamo invece la signora Salome Zurabishvili, una signora di 72 anni, che invece è nettamente filo-occidentale. Tant'è vero che è cresciuta in Francia in una famiglia di rifugiati georgiani a Parigi. Quindi si può dire, tra virgolette, la si potrebbe dire quasi più francese che georgiana, ma comunque possiamo ben capire perché sia lei attualmente il motore delle proteste di piazza che si stanno susseguendo ormai da 3 giorni, diciamo, dalla chiusura delle urne. Mirko, scusami, una domanda spontanea, ma se Putin ha interferito, come mai gli è andata bene in Moldavia e gli è andata male in Georgia? Se è vero, se... Ah, certo, è chiaro. Questo può essere interpretato in 2 modi, ossia, da un lato si può pensare che comunque le interferenze russe, volendo pensare bene, ma in realtà si sa che in politica è meglio pensare male, siano state talmente limitate da semplicemente essere ininfluenti in Moldavia, ma in un certo senso anche in Georgia, nel senso che comunque i georgiani potevano semplicemente temere di fare la fine dell'Ucraina e quindi scegliere liberamente di rimanere a fianco della Russia. D'altro canto può essere interpretata anche in un'altra maniera, cioè semplicemente secondo il fatto che sia in Moldavia sia in Georgia, come in tanti altri paesi, è in atto un duello, un confronto tra influenze occidentali e influenze russe. E poi semplicemente, diciamo, sul campo del sostegno politico ai partiti di riferimento, o anche solo della guerra psicologica e guerra di propaganda con i vari slogan elettorali, semplicemente in un caso abbiano prevalso i filo occidentali e nell'altro i filo russi. Però è una lotta tra influenze che comunque viene da entrambe le parti. Mirko, sono abbastanza semplice e brutale perché non sono come te un esperto di politica estera. Si può dire, posso azzardare, che i nazionalismi di paesi come la Georgia e come la Moldavia trasmettono anche un'idea di panslavo, di nazionalismo slavo, che non si fida più, come succedeva, abbiamo visto, no? con i paesi PEC ex comunisti, no? Sono andati tutti dalla Polonia, tutti hanno abbracciato l'Europa. Adesso mi sembra che ci sia un sentimento diverso, che il nazionalismo sia anche intriso di panslavismo e che quindi la Russia sia vista sicuramente con diffidenza, lo dicono i numeri, insomma, o si prende da una parte o dall'altra, comunque i numeri dicono che non c'è, chiaramente, non è che tutto il popolo moldavo, tutto il popolo georgiano vogliano abbracciare Mosca, però mi sembra cambiata la situazione rispetto a quello che si era visto quando si era anche più a ridosso dal crollo dell'ex impero sovietico, ovviamente, no? Fine anni 90, primi anni 2000. Allora, quello che dico ha qualche fondamento o tutto è frutto invece di quello che è avvenuto in Ucraina?
perché anche questa è un'ipotesi che secondo me è anche più valida della mia, forse. Sicuramente l'esempio della guerra in Ucraina, che si prolunga ormai da 2 anni e mezzo, ha influito, nel senso che in molti strati delle popolazioni dell'Europa orientale può essersi insinuata una sfiducia nell'Occidente, nel senso che può essergli sembrato che, come interpretano anche molti analisti, l'Ucraina sia stata semplicemente usata dagli Stati Uniti e dalla NATO per creare un problema alla Russia, no? E in effetti questo atteggiamento lo vediamo anche relativamente al premier ungherese Orban, che non a caso si è recato in Georgia per fare le sue felicitazioni al partito filorusso Sogno Georgiano, e che, nonostante appunto la presenza dell'Ungheria nella NATO e nella UE, tuttora persegue una politica filorussa per svariati motivi, legami commerciali, anche il fatto che i russi stanno lavorando a una grandissima centrale nucleare, quella di Paks, che da sola assicura gran parte dell'energia all'Ungheria, e lo vediamo anche nel caso della Slovacchia, più in piccolo. Anche il premier Fico, che tra l'altro alcuni mesi fa era stato anche oggetto di un attentato ancora dai dettagli poco chiari, comunque si è schierato, diciamo, in modo anche polemico nei confronti dell'Ucraina, e più tendente, diciamo, dalla parte della Russia, se non altro sollevando dei dubbi su questa guerra che comunque prosegue. E quindi è chiaro che i georgiani, sicuramente gran parte dei georgiani teme che il proprio paese diventi un terreno di scontro su scala minore, ma paragonabile a quanto accade in Ucraina da anni ormai. Io parlavo di... Tra l'altro, Scusa, parlavo di nazionalismo anche perché quello che ho letto, sempre nel tuo articolo, le associazioni, le organizzazioni non governative che ricevono il 20% dei fondi dall'estero devono dichiararlo, e questo mi sembra anche, non so se il termine giusto sia nazionalismo, comunque indica una certa attenzione, questo sì, a non farsi... Certo. Prego. Infatti ci stavo giusto arrivando, è una legge, quella sulle influenze straniere tramite organizzazioni non governative oppure mass media, che ricalca la stessa legge che in Russia è in vigore ormai da 12 anni, dal 2012 se non sbaglio. E questa legge è stata proprio varata sotto il governo filorusso, riconfermato dalle elezioni, ma appunto già in carica in precedenza. È stata varata lo scorso giugno, ed è per questa legge che l'Unione Europea ha sospeso il processo di adesione della Georgia all'UE. Quindi chi protesta in piazza a Tbilisi, nella capitale georgiana, deve anche tenere presente che in effetti il processo di adesione all'Unione è stato bloccato non dal governo filorusso, ma dalla stessa Bruxelles, che non vuole questa legge. Non vuole questa legge che poi, opinabile o meno, dice semplicemente che quelle organizzazioni o giornali o televisioni georgiane che ricevono più del 20% dei loro fondi dall'estero, da istituzioni straniere, devono registrarsi come portatrici di interessi di una potenza straniera, il che in effetti è plausibile. Che chiaramente abbiamo qui la riprova di quanto appunto affermavamo prima, cioè il fatto che la lotta per l'influenza politica, che si attua tramite finanziamenti agli organi di stampa, eccetera, è ambivalente, diciamo, in entrambi i sensi, speculare. Quindi semplicemente il governo filorusso georgiano ha agito contro influenze provenienti da ovest, però è stato per questa legge che l'Unione Europea poi ha bloccato il processo di adesione del paese.
E poi un'ultima cosa, poi ti lascio perché so che presto hai un'altra intervista. Questa formazione politica che si rifà al premier, però questo oligarca che Bidzina Ivashvili, chissà come lo, chiedo scusa a tutti i georgiani all'ascolto per una pronuncia veramente che immagino infelice a dir poco. È il premier uscente Irakli Kobatzidze. Ecco, cosa puoi dirci di questo oligarca? No? La parola oligarca evoca immagini non sempre del tutto positive. Certo, è il finanziatore del partito, diciamo il vero master del partito Sogno Georgiano, e i suoi legami con la Russia sono abbastanza intuibili. Chiaramente la, la politica di Sogno Georgiano si configura come in sostanza come un'accettazione delle condizioni imposte dalla Russia, che comunque è la potenza direttamente confinante con il paese e che tra l'altro occupa anche un paio di regioni, l'Abkhazia e l'Ossetia del Sud, che sono delle repubbliche indipendenti riconosciute soltanto da Mosca. Di fatto sono sottratte alla sovranità della Georgia. In sostanza il messaggio dei russi alla Georgia è questo, che se non vogliono diventare come dire, la prima linea di uno scontro tra Russia e NATO, è meglio che rimangano sotto il cappello del Cremlino. Tra l'altro nel 2008 ci fu una guerra di alcune settimane tra Russia e Georgia, quando in Georgia era presidente Saakashvili, un personaggio che poi a un certo punto venne inquisito nel suo stesso paese, poi se ne andò in Ucraina e in Ucraina appunto è stato un po' riciclato politicamente come funzionario e anche come governatore di Odessa per un certo periodo. Quindi la Georgia in sostanza è in bilico e se davvero il 54% o poco meno dei georgiani ha ritenuto opportuno votare il Sogno Georgiano, è perché evidentemente, vedendo proprio quanto accade in Ucraina, certamente non si fidano tanto delle parole dell'Occidente e temono viceversa di avere ogni male dal fatto di trovarsi in prima linea, no? A difendere in sostanza interessi che vengono più da Bruxelles e da Washington. Perfetto, allora Mirko, io direi che possiamo lasciarti andare ai tuoi impegni. Io ti ringrazio, ti leggiamo tutti i giorni su Libero e ci sono tante, insomma, è un periodo in cui gli esperti come te di politica estera ormai da alcuni anni avete sovrabbondanza di argomenti e devo dire, sono contento per voi, sono contento perché secondo me avere una visione della politica estera aiuta moltissimo a capire certi equilibri, certe dinamiche che accadono a casa tua, poi ovviamente che la leva di tutto ciò siano eventi addirittura bellici, quello non. Comunque, Mirko, tu sei giovane, però hai già una certa esperienza. Anni come questi sono veramente incandescenti come non se ne vedevano sono incandescenti e diciamo che, per chiudere con una battuta, chiaramente preferiremmo dare notizie invece di trattative diplomatiche, accordi di tregua e di pace, ovviamente, perché è chiaro che poi queste frizioni portano anche, come vediamo in Ucraina e Medio Oriente, lutti, morte e devastazione. Bisogna sempre comunque partire dal presupposto che per dare la parola alla diplomazia e quindi alla trattativa, le due parti non devono vedersi come diciamo, l'una criminale rispetto all'altra. Se entrambe le parti si riconoscono, non, diciamo, ognuna con le proprie ragioni, allora si può fare una trattativa, ma tu non puoi considerare a priori l'altro come un criminale.
perlomeno non aiuta la trattativa, ecco. E scusami, ne approfitto. È quella partita amichevole che si gioca martedì tra Kamala Harris e Donald Trump, cosa diciamo? Una piccola partita amichevole. Infatti, da lì potrebbe dipendere molto il destino, diciamo, dell'Ucraina e del conflitto in corso, perché se veramente Trump ha, come ha annunciato, un piano di trattativa, di dialogo, di proposte per Putin, che lui dice non aver ancora rilevato perché attende di vincere, probabilmente potremmo assistere veramente ad una svolta per quanto riguarda l'Europa. Per quanto riguarda invece il Medio Oriente, probabilmente non ci sarebbero grosse novità, perché Trump comunque è per un sostegno, diciamo, forte e duraturo allo Stato di Israele, quindi diciamo, ci sarebbe sostanzialmente carta bianca per Israele. Benissimo, ti abbiamo trattenuto anche oltre, anche se avremmo avuto bisogno di te ancora, ma ne avremo sicuramente più avanti. Intanto ti ringrazio e buon lavoro e buona giornata e buona intervista. Ciao. Grazie a voi, buona giornata. Allora, prima di chiudere, questo abbiamo un minuto, Lorenzo, era una citazione, forse tu sei troppo giovane, ma perché ti riguarda, era una citazione di Allegri, allenatore della Juve. Quando arrivaste alla prima finale di Champions con Allegri, se non sbaglio, contro il Barcellona, era a Berlino se non sbaglio. Allora, era collegamento con Premium. E a un certo punto gli domandano, a parte che, allora, fantastico, come si chiamava la Pash? Tevez. Ma come si fa? Gli chiedo, ma come si fa a mettere Tevez in panchina? Lo si chiama e glielo si dice. Dicevo, da sbellicare, così lo ha capita, sono rimasti. Giornalisti sportivi magari, sai, non si aspettano che di solito nello sport l'ironia l'hanno portata negli anni '80 Mancini e Vialli. E poi gli domandano: ma adesso come preparerete? Perché come al solito avevate già vinto l'ennesimo campionato, dannazione, è dura per un anti-juventino naturale come me. Quindi aveva una serie di partite ininfluenti per il campionato. Come preparerete la finale? Beh, adesso giocheremo le partite, valuteremo, e poi c'è questa amichevole a Berlino. La telecamera in camera, non so se apposta cosa, ha inquadrato, c'era la come si chiamava? Micaela, i due in studio di Mediaset, ma quale amichevole? Cosa vedo io? Quale amichevole? C'è questa amichevole a Berlino. Ecco, devo dire che prima di perdere i nervi, di farsi saltare i nervi come l'anno scorso, adoravo Allegri, lo considero comunque un grandissimo allenatore. Secondo me, se il Milan lo prendessero, potrebbero recuperare, ma questa è una nota a margine, stiamo parlando di politica estera e qui sono sceso sul calcio. Sono le 13, mi fermo alle 13:05, avremo, che giorno è? Per interagire con Radio Libertà, inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te, 340 6709 659 340 6709 659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio.
Va ora in onda Che giorno è? Convenevoli formulaici, genetriaci, ricorrenze, commemorazioni, rilevamenti demoscopici e musica per voi. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà. Io cambierò. È l'ultima volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di 3 pezzi, fai da te, telequiz, schifezze nella pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai. Genetriaci, ricorrenze e commemorazioni di qual giorno? Che giorno è, appunto, come si intitola questa rubrica? Del 9° giorno di Brumaio, per tutti un mercoledì miarqui 30 di ottobre, anno domini 2024 o 2024, che dir si voglia. Ci sono 3 ricorrenze da riprendere. Nel 1938 Orson Welles gettò gli Stati Uniti nel panico perché trasmise per radio un realistico adattamento della Guerra dei Mondi, causando tutti andarono in piazza terrorizzati, convinti che ci fosse l'invasione degli alieni. E questo ha permesso a Orson Welles, uno dei massimi registi della storia del cinema, di entrare anche nella storia del costume. Io credo che tutti quelli, tranne me, che non me ne può importare di meno, tutti quelli che fanno radio sceglierebbero una cosa del genere. Io non me ne può importare di meno di farlo, ma di sentirlo sì, perché da questo punto di vista la radio ha un potere, ma non le radio commerciali, quelle ve le regalo tutte. La radio seria ha il potere evocativo di suscitare. L'Ermellina, per esempio, piace tantissimo, sembra di tornare negli anni in cui le voci della radio avevano un timbro, una cadenza, anche una preparazione. Complimenti all'autrice delle Ermelline. Poi la Philip Morris compra la Kraft nel 1988 e qualche comico ebbe il coraggio di dire: ma pensa a te, cioè vendono sigarette ma poi hanno le sottilette. È una cosa che da lì non è, al di là della battuta comica, è chiaramente l'inizio delle non è l'inizio economico, ma è l'inizio, oserei dire, del costume, no? Le multinazionali che hanno diversi interessi e che hanno modificato giocoforza anche le nostre abitudini, ci hanno influenzato. E poi il più bel gesto sportivo che io abbia mai visto, forse un gesto assoluto, quando eravamo re, sto parlando di Muhammad Ali, Ali Mumbaye. Io all'epoca non seguivo il calcio, avevo appena cominciato a seguire il calcio, nonostante avessi 11 anni, e seguivo la box. La box era il mio sport più amato, e il mio idolo assoluto, ma lo è per sempre. Se mi domandano chi è il tuo campione di sport preferito in assoluto, Muhammad Ali, vi do subito le prime 3 posizioni. All'epoca, tra l'altro, e anche per capire la portata, all'epoca un incontro di box veniva riportato, mi ricordo Angela Buttiglione, se non ricordo male, ogni giorno c'era lo spazio sul TG, quella volta praticamente era TG1, poi avevi TG1, TG2, ogni giorno c'era il collegamento da Kinshasa, nello Zaire, Mobutu, eccetera, perché doveva svolgersi un mese prima, perché in questa stagione era la stagione dei monsoni. Infatti il match terminò sotto la pioggia, sotto il diluvio, alle 4 del mattino. E per farvi entrare un po', ma non è che io sia capace di far entrare qualcuno, ma pensate, comunque io ero appassionato di box, ma il telegiornale parlava ogni giorno di questo scontro tra George Foreman
e Mohamed Ali. Joseph Foreman è uno dei 1,90 m di perfezione muscolare e anche cattiveria. Cioè, mai visto un atleta perfetto con muscoli sì, palestra, ma non muscoli veri, muscoli, insomma, fantastico. E aveva un record 40, se non ricordo male, 40 incontri vinti su 40, 37 KO, un killer. E arriva Mohamed Ali dopo esserci arrivato, gli scontri con Fraser, uno perso, uno vinto, insomma arriva anche più vecchio, 6-7 anni più vecchio. La faccio breve, qual è il gesto vero? Foreman picchia. La tecnica di Mohamed Ali è chiudersi alle corde e quindi far scaricare i colpi sulle braccia. E poi si arriva alla è ottava ripresa, mi sembra. A un certo punto, tanto lo apprezzo ancora di più con il replay, a un certo punto esce dalle corde Mohamed Ali e fa pam! Gli dà un colpo sulla tempia. Se tu lo vedi è a velocità naturale, non sembra neanche non lo vedi. La caratteristica, ci sono dei colpi che si fatica a vedere al replay. C'era addirittura uno, forse il primo mondiale vinto da Mohamed Ali, avevano messo in dubbio, avevano pensato fosse una combine. Poi quella volta non c'era il replay, poi hanno visto bene il replay, il colpo si vede, era talmente veloce, è un po' come il nostro Ronaldo, perché hanno velocità sovrannaturale. Foreman, e lo vedi, c'ha la faccia, cosa è successo? Non gli è mai capitato di prendere, pam, cade per terra, ma prima di cadere barcolla, e mentre barcolla ma poi ho scoperto guardando il documentario che vinse anche il lungometraggio che ha vinto l'Oscar, quando eravamo re, tutti, io saltai sulla sedia, dagli, no? Perché c'è Mohamed Ali in piedi e Foreman che comincia a vacillare, ma non cade subito, non cade di piombo, come si dice, barcolla. E noi tutti, dagli, cioè, anche perché se questo non casca è pericoloso, dagli. Invece cosa fa il re? I re io sono contro la monarchia, ma ci sono i re e ci sono le monarchie. I re sono un'altra cosa. Da re, Mohamed Ali si gira e lo accompagna con lo sguardo. Lo fa cadere solo con lo sguardo, lo accompagna così, sovrano e sublime. Mai visto un gesto, ma anche nella vita è difficile vedere gesti del genere. Allora, difatti poi comunque credo che non sono l'unico ad amare, ad aver amato e continuare a amare incondizionatamente Mohamed Ali. Andiamo avanti, perché qui ci si perde in chiacchiere. Però chi è appassionato di pugilato ha vissuto pensa che bello anche che c'era già tantissimo calcio all'epoca, ma mi ricordo il giorno dopo a scuola, prima di entrare, poi nell'intervallo, in molti parlavamo di quell'incontro lì. Adesso se uno parla di pugilato, perché non c'è più il pugilato, la box sparita, pazienza. Allora, famiglia inglese, ma lui è francese, nato a Parigi, hanno una lucentezza, un colore particolare, i quadri impressionisti di Alfred Sisley, perché bisogna pronunciarlo alla francese. E l'animazione della tela è uno dei più difficili misteri della pittura, e quindi questo era il suo pensiero. Poi un poeta francese, Paul Valéry, la politica è l'arte di evitare che la gente si interessi di ciò che la riguarda. La politica è l'arte di evitare che la gente si interessi di ciò che la riguarda. Memorizziamo sta frase, che la metto insieme a quella di Mark Twain: se votare servisse a qualcosa non ce lo permetterebbero. Questa è la verità. Provate a pensare, perché c'è molta retorica, però ogni tanto provate a soffermare. Io sono uno che dal 94 è sempre andato a votare tutto praticamente, prima no. E sapete che non è cambiato molto, cioè prima che non andassi a votare non cambiava molto, perché tanto facevano quello che volevano lo stesso. Dopo, da quando sono andato a votare, non è cambiato molto, perché tanto fanno quello che vogliono lo stesso. Vabbè, sono
riflessioni qualunquiste in libertà. Poi sicuramente alla fine bisogna accontentarsi di quel che c'è, piuttosto di nulla, meglio il piuttosto. Vedere comunque una brava persona come Bucci, dopo quello che è successo con quelle cose veramente che diciamo strane a Toti, vedere Bucci che vince ti dà soddisfazione. Se fosse nato in Liguria sarei andato molto volentieri a votare. E poi, insomma, sapete che io quei 5 Stelle non ce l'ho. Allora, Ezra Pound. Questo è un po' il nome lui era americano o inglese? Sì, americano, ma è un po' il nome tutelare, il padre nobile della destra italiana. Il pensare divide, il sentire unisce. Neanche questo. Mi sono dimenticato, Paul Valéry, il papà era di origine corsa, la mamma era genovese e difatti lui ha avuto era a Genova quando ha avuto quando praticamente diventa poeta, ha avuto una specie di crisi, di illuminazione. Poi lui è stato il primo a fare il salto mortale triplo al circo, Cesare Togni, quindi faceva anche altre cose, no, non so se era domatore, cavallerizzo forse. Comunque la grande tradizione circense che speriamo non sapete, quando sei mai andato al cinema? Sì, al cinema. Sei mai andato al circo? Adesso gli rompo le scatole ai giovani che stanno lavorando. Lorenzo, sei mai andato al circo in vita tua? Sì. Ah. Io l'ultima volta sono passati 34 anni. Bisogna sapere, sai che quasi quasi ho voglia di tornarci. Sono perché da piccolo quasi ogni anno si andava al circo. Vabbè, questi pensieri in libertà. Poi io mi sorpresi perché avevo, sapete l'età di più o meno l'età di Lorenzo, a quest'età ci si sente forti, solidi. Insomma, al cinema addirittura l'ho visto il film di Louis Malle, Au revoir les enfants. Lo davano credo proprio, era uscito da poco, ma lo davano, presumo in Rai. Mi sono messo a piangere, mi son commosso. È un film notevole, mi colpì il fatto che mi commosse, perché sai, quell'età lì sei un tosto, sei duro, sai, se ti commuovi sei una mammoletta, si diceva. È un bellissimo film, è un film lui male, insomma, basta la comunque ha detto, dal momento che abbiamo l'idea che Dio esiste, vuol dire che allora Dio esiste. E poi un altro, 2 mostri sacri del cinema francese, stesso giorno, non so se è stesso anno, forse Louis Malle del 32 ed è morto nel 95, Claude Lelouch che è ancora vivo, credo sia del 37, Un uomo e una donna, il suo film, sì, del 37, quello dell'Usce. Un uomo e una donna che ha avuto anche, non so se ha vinto l'Oscar alla sceneggiatura, sì, quindi un successo mondiale, Un uomo e una donna, con la colonna sonora ta 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 tan ta ta ta. Prova a vedere se la trovi la colonna sonora di Un uomo e una donna. Ehm, Feroce Lelouch. Quando avrò soldi da buttare, farò un film per la critica. Noi francesi abbiamo la linguaccia. Lei vedia c'è la pubblicità, dai che tanti secoli che non la sento. Poi l'hanno usata purtroppo l'hanno usata anche per la pubblicità, ma intanto sentiamola. Sì?
Sono andato a controllare, la memoria ancora funziona, perché sul momento non mi erano sopravvenuti i nomi dei protagonisti, mentre andavano queste note. Anouk Aimée e Jean-Louis Trintignant, recentemente scomparso. Quindi i protagonisti di questo film che davvero segnò un'epoca. Eh, andiamo, andiamo avanti. I film romantici, quell'altro era quello con Ryan O'Neal. Amare vuol dire non dover dire mai mi dispiace. Vabbè, allora, quello era con Ryan O'Neal e l'attrice non me la ricordo. Andiamo avanti, che Ryan O'Neal è scomparso recentemente. Poi abbiamo un portiere che ha, come dire, vinto i vincoli del tempo, Lamberto Boranga, 82 anni. Pochi anni fa giocava ancora, dove giocavi tu? In Eccellenza, mi sembra. A 67 anni, 70 anni faceva il portiere ancora. Poi è stato ed è un tuo corregionale, Lamberto Boranca, è Folignate di Era Foligno che San Francesco aveva diviso. Io mi ricordo, a parte, vabbè, Folignati, beati voi perché vivete in una città davvero bellissima. Io, a meno che la memoria non mi giochi brutti scherzi, ma credo di no, credo di aver fatto anche una foto, che se le foto adesso sono andate tutte bruciate, ahimè. La foto dove c'è proprio la targa dove si dice che Francesco divise i vestiti, le proprie. Qui leggo che San Francesco nel 1206 fece il suo primo atto di conversione vendendo stoffe e cavallo per il restauro della chiesina di San Damiano. Beh, allora potrebbe corrispondere, insomma, abbastanza. Quindi, Foligno la conosci? Ti piace? Bella o esagero io? Ma pensa sto qua, lui vive in Umbria, no, adesso vive a Milano. È nato e cresciuto in Umbria, si è sempre pasciuto di questi panorami, beato di queste città, di queste sculture, di questi monumenti, e io che bene o male vengo da Pordenone, e ho già detto troppo, e dico Foligno è ma io ero con amici quella volta che ho fatto quel giro, cioè, eravamo tutti a bocca aperta, e lui mi ha fatto la faccetta così, ma insomma. Beato te, perché ma tu prima renditi conto. Allora, insomma, cos'è che non ti convince di Foligno? No, ma in realtà ci sono stato poco, però, cioè, carina, però non è che direi wow, nel senso. Te son usa ben Nini, sei abituato bene, quindi buon per te, meglio sempre verso la bellezza. Poi abbiamo mi fa piacere fare gli auguri al mio segretario della Lega Friuli quando sono entrato in Lega, Roberto Visentin, un grande politico e grande persona, da Gradisca di Spilimbergo. E poi nel cognome del marito, perché la signora Olga Di Serio si è fatto 3 legislature con la maglia del PD, ma se non fosse stata moglie di D'Antona, di Massimo D'Antona, ucciso nelle operazioni, se non ricordo male, che portarono alla liberazione della giornalista del Manifesto Sgrena, sequestrata da estremisti islamici. La Sgrena, sì. Sarò maligno, sarò malizioso. Però ecco, allora, secondo me, posso permettermi di dire che se non fosse stata la moglie di Massimo D'Antona, non aveva fatto politica, non risultava che la signora Olga Di Serio facesse politica. C'è un punto però sul quale non si può, lì posso dire, mi possono dire di tutto, vergognati, quello che volete. Ok, è una mia opinione, non c'è rispetto ormai per nulla, figuriamoci se posso pretendere rispetto per un'opinione, tanto più la mia. Però c'è un punto sul quale non si può assolutamente discutere. Perché tutte le donne di sinistra
quando hanno un marito importante usano il cognome del marito importante? Perché non si è presentata come Olga di Serio, ma come Olga D'Antona? E come lei altri casi, poi compresa la mamma di Giuliani, ne abbiamo parlato la settimana scorsa con il segretario dell'USIC, no? Uno che stava per uccidere un carabiniere, un giovane, un suo coetaneo quasi, che è diventato un eroe, e lei, che non si chiama Giuliani perché era la madre, non il padre, lei è andata al Senato con il cognome del figlio, chissà come mai. Ecco, perché se la Moratti, ecco anche lì, la Moratti, Letizia Moratti, ma Letizia Moratti è una donna di destra, quindi presumibilmente tradizionalista, e per quanto possa essere discutibile che una donna usi il cognome del marito al giorno d'oggi, perché non lo fa quasi più nessuno. Poi, nella vita quotidiana nessuna donna sposata usa il cognome del marito, ma da 30 anni, da 40 anni, queste qua lo fanno. Lo fa la destra, va bene, tradizionale. Ma com'è Milli Moratti? Come si dice, cognato, insomma, era la moglie del fratello di Massimo Moratti. Come mai invece di presentarsi come Emilia Bossi, si presenta come Emilia Moratti, è stata eletta come esponente anche di Rifondazione Comunista o dei Verdi al Comune di Milano più volte, però presentandosi sempre come Emilia Moratti. Se sei di sinistra, per coerenza dovresti presentarti col tuo nome, come si diceva una volta, da signorina, e devi usare l'Usbergo. Non so se è giusto Usbergo, io ho azzardato, devi usare il cognome del marito. Non è una cosa molto femminista, anzi io direi che è una cosa molto patriarcale, e curiosamente lo fanno preferibilmente le donne di sinistra. Perché così, se andate a vedere la cronaca, ci sono dei nomi che non mi ricordo, ne ho ricordati 3 con Milli, ma ce ne sono altre 2, sempre vedove, famose, nel cognome del marito. E sempre a sinistra. Vabbè, una piccola polemica delle 13:30, adesso ci fermiamo perché andiamo a vedere un po' il voto, ci ripassiamo sopra, ci sono delle considerazioni a bocce ferme sul voto della Liguria, col professor Paolo Natale. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Ai ai ai, i segni dell'età, non accadeva dal 2019. Ho sbagliato il numero di telefono, l'ho scritto sbagliato e Lorenzo era andato in difficoltà per colpa mia. Eh, vabbè, prima mi succedeva regolarmente una volta l'anno, poi dal 2019 non succedeva più, ma adesso pazienza. L'importante è che abbiamo con noi il nostro secondo ospite. E abbiamo il professor Paolo Natale, che saluto e che ringrazio. Bentornato, professore. Buongiorno, grazie. Mi sente bene? Sì, noi la sentiamo benissimo. Allora, Allora, ho l'auricolare, allora ogni tanto. no, sembra proprio bene. Non bene, va bene. Allora, professore, Sì. il voto in Liguria 2 giorni dopo, all'indomani, che considerazioni ci sono? Alcune sorprese, perché magari si pensava che l'effetto del Toti, quello che l'inchiesta eccetera avesse forse più effetto, dall'altra anche delle conferme, cioè il fatto che massimo rispetto per Orlando, ma forse ci voleva, come dire, un candidato per il centro-sinistra più di rupture. Una domanda, poi le lascio la parola per fare un po'. Lei ha scritto 2 articoli, prima e dopo. Sì. Aveva azzeccato prima e poi dopo ha fatto ulteriori analisi sugli statigenerali.com. Una Esatto. domanda: sarebbero cambiati gli equilibri se i 5 Stelle fossero andati con un loro candidato per conto loro in Liguria, secondo lei, le chiedo? No, questo sicuramente no, perché sappiamo che i 5 Stelle ultimamente, soprattutto a livello locale, non sono molto appetibili, insomma, da parte della popolazione, quindi sicuramente no, a meno che non ci fosse un candidato proprio solo per dire lo stesso Conte, cosa per dire, no? Però tendenzialmente il livello di appeal o di popolarità o di elettorato che adesso i 5 Stelle non sono molto alti. La mia idea era che per sconfiggere, diciamo, a parlare da parte del centro-sinistra, per sconfiggere il centrodestra, e soprattutto per sconfiggere Bucci, perché in qualche modo sembrava una persona per bene, insomma, tra virgolette, rispetto invece a quello che si vociferava su Totti, per cui per battere una persona del genere sicuramente doveva mettere una personalità molto, insomma, brillante, no? Che non è sicuramente quella di Orlando, che anche lui dovrebbe essere una brava persona, adesso io non lo conosco, però da quello che mi dicono è una brava persona, così, molto coerente, eccetera, però molto tranquilla, però certamente non è una personalità di spicco e molto brillante, quindi non è riuscito se non in parte così, a colmare i gap che invece c'erano state nelle elezioni regionali precedenti quando Totti stravinse, insomma, contro il centro-sinistra. Ecco, allora, lo dico dall'altra parte della barricata, anche se insomma siamo parte delle barricate, ma Orlando comunque si è dimostrato straordinariamente bravo nel prendere i voti a sinistra, però non è riuscito a prendere gli altri. Si può, provo un'altra considerazione. Possiamo dire che il campo largo, allora, 5 regioni, 4 perdute. Diciamo che il buongiorno non si è visto dalla Todde. Possiamo dire che il campo largo funziona a patto che il candidato sia dei 5 Stelle? Ma devo dire che il campo largo non è mai funzionato, perché tutti continuano a parlare del campo largo, ma in realtà in Sardegna non c'era nessun campo largo, tant'è vero che sia Calenda che Renzi avevano puntato su Toru e quindi avevano tolto in realtà un sacco di voti anche al centro-sinistra. Nonostante questo la Todde riuscì a vincere in Sardegna, nonostante avesse più o meno quasi il 10% di voti in meno che erano andati appunto al vecchio presidente della regione che era Soru. Quindi in realtà secondo me, cioè, questa formula della storia del campo largo, campo stretto funziona un po' da ridere, cioè, nel senso che è una formula che probabilmente hanno inventato i giornalisti, ma secondo me non ha nessun interesse per ciò che riguarda l'intenzione dell'elettorato. Se c'è un buon candidato che sia sostenuto da Renzi o da Conte o da chi ci pare, ovviamente l'elettore, una parte dell'elettorato va da quella parte lì.
La stessa cosa peraltro che succede nel centrodestra, cioè non è, adesso anche lì si parla tanto di unitarietà di fondo, che è vero, insomma, però è vero anche che se c'è un buon candidato vince, se è un pessimo candidato come Truzzo in Sardegna perde, anche se il centrodestra era uscente in Sardegna, quindi cioè, si fa tanto parlare dei leader, delle personalità, poi tutte le volte si ritorna all'idea che ci siano delle formule che possono permettere a una coalizione di vincere o perdere. È vero che certamente se tutti vanno per i fatti loro non c'è la possibilità di vincere, però più che altro conta spesso davvero il candidato, più che le formule o le tipo di coalizioni che senza Renzi o con Renzi o con Salvini o senza Salvini, voglio dire. Se un candidato è decente riesce a vincere, se poi certamente si è sostenuto da tutta l'area di riferimento ancora meglio, però appunto come dicevo prima in Sardegna il Campolario non c'era e la Todde nonostante il 9% che è andato a Soria è riuscita a vincere lo stesso. La difficoltà nel trovare candidati, intanto è una sconfitta della politica il fatto che si debba comunque arrivare a proporre all'elettorato. Cioè, un partito, un movimento politico dovrebbe produrre delle personalità, delle figure che i cittadini dovrebbero votare. Vediamo che è sempre più difficile, anche se per esempio invece Elly Schlein a modo suo e Giorgia Meloni a modo suo sono prodotti di partito che però vengono premiati. Però magari quando ci sono elezioni più amministrative, diciamo, le comunali e le provinciali, abbiamo anche l'esempio di Sala. Non è un politico, però hanno dovuto fare riferimento a lui il centrosinistra. Sì, no. Ecco, una considerazione sua su questo aspetto. No, ha ragione, è un po' un mix tra queste due cose. Da una parte, come dicevo prima, è ovvio che se un candidato non è sostenuto da nessuno è difficile che vinca. E però se un candidato funziona ce la fa appunto a convincere anche una parte dell'elettorato che magari voterebbe da un'altra parte o comunque sarebbe più propenso a andare sulla parte avversa, adesso dipende di chi parliamo, però in generale effettivamente la funzione del leader diventa in questo periodo insomma abbastanza prevalente, come sappiamo. Siccome i partiti in realtà non hanno più grande appeal in quanto partiti, tranne forse un pochino di nuovo il Partito Democratico che di fatto è rimasto un po' un vecchio partito da quel punto di vista, sia nel bene che nel male, allora è ovvio che gli elettori guardano con un po' più di interesse al tipo di candidato, ripeto, sempre che sia sostenuto da una parte compatibile con la propria idea. Però insomma se uno non ha un'idea precisissima e non è molto vicino a una parte politica, in genere funziona meglio appunto se è un candidato che ritiene valido. Ecco. Per esempio la Moratti, che pure poteva essere un cavallo di battaglia per il centrodestra in Lombardia, una volta che si è presentata fuori dalla coalizione di centrodestra, come avete visto, non ha fatto praticamente nulla. Ecco. Quindi i candidati contano e contano però anche chi li presenta, quindi c'è una specie di melange tra queste due parti, la leadership da una parte ma anche l'area politica dall'altra. Non bisognerebbe in queste considerazioni magari rivedere un po' la valutazione degli elettori, perché lei dice si è diviso quasi più il centro-destra, no? Su Iuscole, poi Putin, eccetera, però alla fine ha dato comunque un'idea di coalizione unitaria. E allora mi domando, a sinistra da Renzi a Bonelli a Elly Schlein, l'elettore secondo me ha un'identikit abbastanza simile e vista da dentro, anche se ai tempi del nostro secessionismo ci si metteva quasi le mani addosso con quelli dell'MSI e ci si prendeva insulti con quelli di Forza Italia, a parte questo piccolo dettaglio, l'elettore di Forza Italia, MSI, Fratelli d'Italia e Lega è abbastanza cugino, insomma, non dico cugino di secondo grado magari, ma è abbastanza confinante, mentre posso dire che forse l'elettore dei 5 Stelle
ha un identikit diverso, aveva anche delle aspettative diverse ai tempi del VAF, eccetera, ed è questa potrebbe essere la difficoltà nel creare una coalizione che si rappresenti come unitaria. Oppure, come dice qualcuno, di mezzo ci sono le ambizioni di Conte che vorrebbe tornare a Palazzo Chigi. No, c'è del vero in quello che dice. È ovvio che i 5 Stelle, diciamo che inizialmente i 5 Stelle potevano assomigliare un po' alla Lega, nel senso che la Lega si poneva proprio in antitesi con tutta la vecchia nomenclatura dei partiti, eccetera. Poi è stata una dei pochi a sopravvivere a Tangentopoli, quindi ha avuto buon gioco anche nel maledire, diciamo, la classe politica passata. Poi dopo si è alleata invece con una classe politica un po' nuova. Poi all'inizio, come sapete, c'è stato un po' di maretta con Berlusconi, ma poi alla fine si è riconosciuto in qualche modo un intento comune tra Bossi e Berlusconi, con l'aggiunta poi dell'MSI, o che poi si chiama Alleanza Nazionale, eccetera. Per cui alla fine c'è un'unitarietà di fondo di quella parte politica. I 5 Stelle sono nati, come dicevo prima, un po' come la Lega, cioè per essere diversi da tutti gli altri. E per questo motivo l'idea che poi alla fine cosa è successo? Che in realtà l'elettorato dei 5 Stelle, dopo aver sperimentato appunto i 5 Stelle, hanno deciso di andarsene, in sostanza, cioè hanno detto, vabbè, siccome i 5 Stelle sono alleati prima con la Lega e poi con la sinistra, col PD, allora è ovvio che molti degli elettori che stavano ai 5 Stelle hanno aderito, alcuni appunto al centrodestra con la Lega e poi con la Meloni, alcuni col centrosinistra col PD. L'analisi dei flussi elettorali della Liguria ci fa vedere come, a parte gli astensionisti, un buon quarto dell'elettorato di ex 5 Stelle è approdato al PD, quindi la funzione, diciamo così, che aveva i 5 Stelle, cioè quella di bacchettare la politica, il mondo politico, il Parlamento, eccetera, e i partiti stessi, funzionava finché loro stavano all'opposizione. Quando sono entrati, come abbiamo detto più volte, sia da una parte che dall'altra, poi è ovvio che la loro specificità viene meno e quindi non sono un po' più né carne né pesce, cioè non si capisce bene che cosa vogliano, a parte appunto, come diceva lei giustamente, il fatto che conta e vuole contare qualcosa da il suo nome, e quindi alla fine o prendono una strada, un'impronta specifica che li contraddistingue. Ne abbiamo già parlato l'altra volta, cioè Conte fa bene finché cioè fa bene a restare da solo, per così dire, finché non trova una strada che possa portare appunto a un'offerta politica specifica dei 5 Stelle. Finché non ce l'ha, non si capisce bene, sta un po' lì nel guado, ma senza essere particolarmente specifico, insomma, sulle cose che vuole fare. E questo un po' per finire quello che in realtà conta molto, cioè è vero quello che diceva, che anche nel centrodestra ci sono un po' dei malumori sui temi, però nel centro-sinistra non c'è neanche una tematizzazione delle cose, quindi è ovvio che l'elettore non sa bene, sì, al di là del fatto che cambiamo, però per andare verso cosa non è molto chiaro. Questo secondo me è il vero problema della Liguria. E oggi, se non sbaglio, Travaglio diceva che a questo punto ai 5 Stelle a Conte converrebbe andare per conto proprio, poi ne riparliamo tra 2 anni. E questo è il percorso, anche secondo, mi sembra anche da quello che stava dicendo che lei stava indicando questo percorso, anche lei stava indicando questo percorso, mi sembra, per Conte e 5 Stelle. Sì, cioè decidere cosa fare della propria vita e proseguire per quella strada lì. All'inizio dicevano un nuovo partito un po' ambientalista, sulle orme appunto della Greta, eccetera, però è stato soltanto un breve accenno, ma poi non si è visto nulla del genere. Quello potrebbe essere una strada che potrebbe coinvolgere di nuovo i giovani che, come si sa, non vanno praticamente più a votare, soprattutto in queste elezioni qui. Però se lo faccia, se ha voglia di sopravvivere, se no lasci perdere e scompaia, non so come dire. Quindi. E il convitato di pietra di queste elezioni era l'inchiesta che ha visto coinvolta la giunta, che ha visto coinvolto l'ex presidente Toti. Lei fa un'osservazione che mi vorrei approfondire, no? Lei dice evidentemente è uno dei motivi, è una delle sorprese che non abbia inciso più di molto. Quando
prima di Bucci, se non sbaglio, tra centrodestra e centrosinistra, in Liguria c'erano 7 punti di differenza, avevo letto da qualche parte, a favore del centrosinistra. Ecco, il fatto che non abbia, che questa inchiesta alla fine non abbia, come dire, colpito, che non sia andata in profondità, lei dice significa che tutto sommato gli elettori non fanno più tanta attenzione a come si amministra. Volevo capirne di più. È indifferenza? È il fatto che siamo, uso un termine pericoloso, vaccinati, perché dopo 30 anni da Mani Pulite stiamo scoprendo che il più delle volte queste inchieste finiscono in nulla di fatto, quindi siamo abbastanza scettici. 30 anni fa bastava gridare al lupo ed erano tutti con le trappole per il lupo. Adesso uno grida al lupo, dice fammelo vedere prima, perché se no non ci credo. E ecco, volevo capire questa sua considerazione nell'articolo, io l'ho letto stanotte su gli statigenerali.com. No, beh, è vero, cioè da una parte è vero che, diciamo, insomma, la faccenda Totti un po' ha colpito i liguri, però tutto sommato poi, insomma, siccome è passato qualche mese così, in realtà rispetto a quello che aveva preso nelle elezioni precedenti, il centrodestra è un po' peggiorato. Certo che poi i sondaggi vanno e vengono perché dipende un po' dalla situazione specifica, magari al momento tutti hanno detto di no, però poi passato qualche mese alla fine uno si è anche dimenticato, per cui l'appeal del centrodestra è certamente diminuito rispetto alle scorse elezioni, quando vinse Totti mi sembra di 15 punti del genere, adesso vince il centrodestra di 1, quindi. Però è vero che non è stato un caso così eclatante come Tangentopoli, sì, c'è stato un po' di maretto, un po' di insomma brutta a livello di politica, però senza furti pazzeschi, senza aggiottaggi, insomma roba di questo tipo, per cui l'elettore un po' si è stupito di questa cosa qui e quindi un po' cambiato idea, ma non abbastanza, diciamo, per rigettare una proposta politica che, cambiati le persone, cambiati il leader, come in questo caso, certamente poteva essere di nuovo appetibile. Dall'altra parte, come dicevo prima, il candidato avversario non era poi così ficcante per poter essere, non era così incisivo, insomma, per far sì che una parte specifica di persone tra l'altro andasse a votare per lui, perché l'altro problema che abbiamo detto più volte è che ormai la gente poco alla volta non va più a votare, quindi adesso è andato 45%, chissà cosa pensa il resto del 55%. Ecco. E infatti ho letto che lei vuole riprendere questo tema in un altro editoriale, perché sì, stiamo scrivendo anche un libro, un po' cercando di capire qual è il motivo che spingerebbe la gente ad andare a votare, al contrario. Cioè, visto che sono cadute tutte le motivazioni di voto passato, chi glielo fa fare alla gente di sprecare il tempo magari in una situazione un po' di difficoltà ambientale di recarsi alle urne, quando poi alla fine tutto sommato non è che ci siano dei cambiamenti così epocali passando da una parte e dall'altra. Che tra l'altro non è una malattia della politica italiana esclusiva dell'Italia, della politica o dell'elettore italiano. Dappertutto mi sembra c'è questa tendenza, ne avevamo anche parlato in un altro presentando un suo libro qualche mese fa. In Francia però c'era stato, con le elezioni indette da Macron, c'era stata una scossa, una percentuale molto più alta rispetto alle europee. Bisogna dare la scossa all'elettore, bisogna che il politico faccia vedere che si può cambiare qualcosa, per riportare. Lì in realtà era una manovra, diciamo così, difensiva, tra virgolette, cioè c'era l'idea che comunque la Le Pen, che non è così gradita al resto degli elettori francesi, si evitasse, insomma, che diventasse il primo partito, eccetera, o comunque prima della coalizione. Quello è un pochino diverso, cosa che non succede in Italia, perché evidentemente la Meloni, per esempio, non suscita così grandi paure nell'elettorato italiano. Giustamente o ingiustamente, vedete voi, comunque questo è il dato di fatto. Io vi devo lasciare perché c'è un'elezione fra 5 minuti. Ci sentiamo alla prossima. Mi perdoni, l'ho trattenuta più a lungo del preventivato. La ringrazio davvero, grazie a Paolo Natale e a risentirci presto. Buona trasmissione. Benissimo, allora
ecco, tossetta d'ordinanza, ci sia fatto interessante il discorso e mi ero fatto un po' coinvolgere. Allora, abbiamo 4 minuti, se volete intervenire, 0292 94 7222, il numero di telefono, poi c'è anche il WhatsApp. Vediamo, uno è arrivato, questo sempre i Mau Mau, che era un gruppo musicale che si rifaceva però a un gruppo politico, invece Mau sta per Maurizio. O Maurigno, no, Mourinho. Allora, il PD ha una base fissa che chiunque si candida prende i voti, sono alla loro morte. Lo stesso in Liguria, i voti PD sono gli stessi. Nessun premio Orlando, dice Mau. Va bene. Grazie per il suo intervento, Maurizio. Scusate. Abbiamo, mi sembra, una telefonata. Pronto? Pronto Pellegrini, buongiorno, sono Mario. Allora, Buongiorno. auguri sempre e complimenti per la trasmissione, molto bravo. Allora, caro Pellegrini, qui si sta trascurando, ma siccome io sono a Rieti, no? Lo sai, sto a 15 km appena dalla Cascata delle Marmore, che è il confine con l'Umbria, e sto a meno di 30 km da Terni. Allora io consiglierei di chiamare tutti quanti all'adunata, praticamente tutti quelli che stanno sull'Umbria, specialmente pancia a terra e puntare tutto sull'Umbria. Dell'Emilia Romagna, scusa se ti do del tu, te l'ho detto l'altra volta cosa penso, quindi è recuperabile, non me ne frega niente le mie. Tutto sull'Umbria, perché è lì che si può dare una mazzata definitiva al centro-sinistra. E poi un'altra cosa, è la candidata è della Lega, Donatella Tassei, e io vedo uno strano silenzio in questa radio. È una candidata che ha governato bene, va bene, e poi da questo punto di vista, diciamo, mi dispiace che tu sei friulano, magari apprezzo molto le montagne delle tue parti, le cose, bella regione, però da tutti è riconosciuto che l'Umbria è la più bella regione d'Italia, con dei paesaggi dolci collinari, con paesi cittadini che sono degli autentici presepi. Todi, Foligno, Spoleto, Spello, Assisi, Gubbio, città di Mario, scusami, forse hai perso un passaggio. Lorenzo, il nostro giovane bravissimo tecnico, è umbro, e prima gli stavo proprio decantando la bellezza dell'Umbria. Proprio gli ho detto, perché parlavo di Foligno, che guarda, l'hai citata, che è un posto bellissimo, e gli ho chiesto: Lorenzo, cosa ne pensi di Foligno? Lui è ternano, no? Ma insomma, gli ho detto: ah beh, no, gli faccio, perché sei abituato bene. Io che vengo da Pordenone, purtroppo, quando vedo Foligno mi incanto. Lui che abita in Umbria, no, quindi no, era per dire che concordo con te, l'Umbria è bellissima. Comunque, al di là di questo, guarda, io ti dico, la radio fa il possibile. Mario, posso dirti? Tu facci caso, no? Pronto? Sì, ti ascolto, prego. Tu facci caso, qualsiasi riccone, va bene, che fa i soldi, che la prima cosa che cos'è, sia del nord, si prende non una villa, ma un casolare in Umbria. Ci sarà una motivazione, no? Comunque, Mario, mi sembra ci sia un'altra telefonata. Mario, ti devo lasciare perché c'è un'altra telefonata. Mi raccomando, fai attenzione all'Umbria, pancia a terra, vabbè. Della Lega, prima della Tassei, Noi facciamo, che siamo, insomma, abbiamo mezzi veramente contati, noi stiamo facendo il possibile. Comunque, grazie a Mario per questo stimolo. L'ultima telefonata, siamo veramente in chiusura. Prego. Sì, buongiorno signor Pellegrini Lisetta. Allora io volevo fare un avvertimento ai nostri ascoltatori. Io non ci casco, ma se capita. Cosa fare, signor Pellegrini, nel caso che si rimanga vittima di una truffa? Nonostante però per quanto si possa prestare attenzione, può capitare di finire vittime di una truffa ben organizzata. Allora, innanzitutto denunciare, non solo per tentare di recuperare i soldi o i dati personali che ci sono stati sottratti, ma anche per cercare di far individuare e fermare i truffatori e mettere in salvo altre persone. Per farlo è possibile rivolgersi alla polizia postale, sia in ufficio, sia sul portale internet dedicato alle denunce. Se però la truffa è ancora in corso, la cosa migliore è parlare di persona con le forze dell'ordine. Tutto qua, io lo saluto e una buona giornata. Grazie.
per questo consiglio. Purtroppo tanti di noi si vergognano quasi, e quindi ha ragione. Bisogna reagire. Come mi ha insegnato un caro amico, non diamogli la vinta. Quindi faccio mio il consiglio dell'ascoltatrice di Lisetta: non diamogli la vinta, almeno quello, dai, non diamogli la vinta. Pausa. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili.
Sempre più liberi con La tua radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Per interagire con Radio Libertà, inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te 340 6709 659 340 6709 659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio. Allora, di nuovo oltre la pagina abbiamo qui il Parlamento e abbiamo in collegamento, adesso mandiamo la breve sigla e poi sentiremo Elena Testor. Qui Parlamento. Allora, intanto do il benvenuto alla senatrice che siede in Commissione Bilancio, ma lei è di Trento, quindi è particolarmente indicata anche a parlare del DL Montagna, credo. Intanto benvenuta e grazie per essere qui con noi, perché so che c'erano dei problemi in aula, quindi la ringrazio doppiamente. Prego. Grazie, buongiorno a lei. Sì, siamo in aula appunto per il disegno di legge per la promozione delle zone montane. Adesso in questo momento abbiamo una sospensione, quindi mi fa piacere stare con voi. Allora parliamo di questo DL Montagna. Ho letto per esempio nei giorni scorsi avevo letto, trovato online, grande soddisfazione da parte del ministro Calderoli. Quali sono le peculiarità? Posso dire che la Lega da sempre è stata molto, bene o male, cioè, Padania non era un caso, siamo comunque un partito che nasce dalla DC alpine, prealpine, e quindi le zone montane, il loro ripopolamento, il loro mantenimento, la loro sicurezza sono sempre state, da quando io posso parlare degli ultimi 27 anni, per quello che ho visto io, sono sempre state in cima all'attenzione della Lega come forse di nessun altro partito. Posso permettermi di dirlo perché proprio l'ho visto con i miei occhi. Quindi immagino sia una grande soddisfazione per esponenti politici leghisti riuscire adesso promulgare e portare a termine questo DL. Quali sono le peculiarità che sono le prime un po' di cui parlare, secondo lei? Ma allora, guardi, innanzitutto bisogna dire che questo disegno di legge è molto importante perché, come diceva lei, è vero, noi della Lega siamo molto legati insomma a quelli che sono i territori montani, ma soprattutto siamo legati a quelle che sono le tradizioni, la cultura e la storicità anche dei nostri territori. Questa legge di montagna chiaramente cerca di dare una risposta immediata al fenomeno dello spopolamento che purtroppo sta interessando tutti i territori montani e soprattutto portando delle misure che sono concrete proprio per mitigare questo fenomeno, che vanno a incidere soprattutto per quanto riguarda, quindi indicando una strategia per la montagna. Questa è una cosa molto importante, con misure appunto che riguardano sia la mancanza dei servizi nei territori montani, quindi parliamo di sanità, di scuola, di servizi di comunicazione. Sappiamo che tanti territori ancora non sono collegati non solo tramite la comunicazione telefonica, ma anche per quanto riguarda internet. E poi c'è la questione appunto della valorizzazione dei pascoli e dei boschi di montagna, il monitoraggio dei bacini idrici e dei ghiacciai, incentivi, investimenti per attività degli agricoltori. Noi sappiamo che i nostri agricoltori, allevatori che vivono le montagne hanno necessità di continuare con questa peculiarità, perché da questo anche dipende la cura del territorio e quindi il contrasto al dissesto idrogeologico. Poi vengono valorizzate tutte le professioni di montagna, i rifugi di montagna, e poi ci sono, soprattutto per tenere i giovani sui territori
montani delle misure fiscali per le imprese, appunto per i giovani under 41, e misure anche per il lavoro agile in montagna e anche per l'acquisto o la ristrutturazione di abitazioni principali. Io credo che queste misure, che sono comunque comprese in questo disegno di legge, vanno a cercare di dare una cornice proprio per riuscire a mantenere anche quella storicità e le tradizioni che dicevo prima. Se le nostre montagne vengono spopolate, perdiamo innanzitutto la cura del territorio e perdiamo un unicum che obiettivamente anche per l'orografia del nostro paese è molto importante. Sì, infatti mi sono fatto prendere un po' dalle radici, perché bene o male io vengo dal Triveneto, senatrice, cioè mi sono dimenticato, chiedo scusa agli ascoltatori nostri settentrionali, mi sono dimenticato di quel piccolo particolare che si chiamano Appennini, quindi a cura della montagna interessa a tutti gli italiani, quindi non solo la parte Certo. ecco, perché altrimenti insomma non vorrei essere frainteso. Era stato anche preparato un libro bianco della montagna, avevo letto, quindi un lavoro che è stato appunto costruito pezzo per pezzo, proprio come stava spiegando lei. Non è stato, diciamo, qualcosa di improvvisato, qualcosa che viene che esce anche dal confronto con i territori, con le associazioni, eccetera, mi sembra di capire. Sì, è stato fatto un lavoro corale, insomma, anche qui in Senato sono state raccolte anche degli emendamenti da parte delle opposizioni per cercare appunto di risolvere tutte le tematiche, perché effettivamente sono tanti. I territori di montagna stanno attraversando momenti davvero difficili, come la chiusura, non lo so, di poste, di sportelli bancari, cioè i temi sono davvero tanti e importanti, e questi servono perché le persone possano continuare a vivere. Noi vediamo queste giovani famiglie che si trasferiscono appunto dai paesi montani verso le vallate o verso i centri urbani, e questo è davvero un problema che l'Italia non può permettersi. Quindi un grazie al ministro Calderoli per questo grande lavoro, come diceva lei, anche del libro bianco, di grande confronto, per appunto aver fatto in modo che questa legge, in maniera anche celere, quindi parliamo anche di tempistiche, di determinazione, che dà effettivamente risposte ai territori montani. Senatrice, il suo territorio, Trento e il Sud Tirolo, sono comunque degli esempi di come la montagna possa essere gestita con grandissimi risultati in tutti i termini, in termini di anche credo di servizi, ma non vorrei spingermi, però in termini turistici, paesaggistici, qualità della vita. Trento e Bolzano, quando si fa le classifiche della qualità della vita, sono sempre ai primissimi posti. Si può riuscire a esportare il modello Trento e Bolzano? Che possibilità ci sono di esportare il modello Trento e Bolzano anche in altre zone montane di tutta Italia? Perché è vero che avete dalla vostra parte delle bellezze paesaggistiche uniche, però viva Dio, ci sono anche, forse sono i posti più belli, i posti montani più belli d'Italia, forse, ma per fortuna c'è una bella concorrenza, per quello che mi risulta. Avete una bella concorrenza come qualità e come bellezza del paesaggio, che ha la sua importanza anche dal punto di vista turistico. Si può pensare, è possibile, sto pensando all'autonomia ovviamente, è possibile... No, ma le volevo dire io. Infatti credo che anche uno dei, cioè il ministro Calderoli ha fatto due disegni che secondo me si abbinano molto bene, perché uno dei temi che ha permesso alla provincia di Bolzano di mantenere il pareggio, diciamo, sui numeri delle popolazioni che vivono sui territori di montagna, e anche la provincia di Trento, è proprio dato dall'autonomia e quindi dalla possibilità di governare il proprio processo. Io credo che anche il disegno di legge di autonomia differenziata che è stata fatta sempre dal ministro Calderoli vada in questa direzione, perché noi, se conosciamo le problematiche e le criticità dei nostri territori e possiamo incidere, allora questo va a salvare anche quei territori. Quindi io credo che i due disegni vadano a completare un disegno che va verso i territori.
Allora, la lascio l'impegno d'aula e quindi si sta votando su questo DL. Grazie ancora alla senatrice Elena Testor, io la pronuncio alla veneta. Grazie davvero e a risentirci a presto. Grazie a voi e buona giornata. Allora, Qui Parlamento. dunque, adesso vorrei capire per quale motivo ho aperto il bollettino delle entrate tributarie 2023. Vediamo se riesco a... Ecco, bravo. Bravo, ne siamo uscito. Allora, andiamo a... Tra poco segui la Lega, però ne approfitto. Sempre linee aperte, sempre 02 92 94 7222. Allora, ma Foligno è una delle città più brutte d'Italia e del mondo. Governi la sinistra, governi la destra. La sintesi umbra è sempre che Spoleto è stata privata dell'ospedale a beneficio di quello di Foligno, costruito peraltro sulle sabbie mobili della Lorenzetti. Questo sento stridor di campanilismo. Allora, probabilmente, visto la competenza, questo ascoltatore che non si firma o ascoltatrice è umbro. Qui c'è posto per tutti, ci mancherebbe, soprattutto poi quando le opinioni vengono espresse in modo forte ma molto educato. Io relata refero, se c'è qualche folignate che vuole replicare è liberissimo di farlo, ovviamente. Posso solo dire a questo ascoltatore, ascoltatore, che per me Foligno io l'avevo trovato bellissimo. È vero che poi mi nomina Spoleto, hai capito? Come diceva Mario, che lì Rieti era, se non adesso Rieti mi confondo. Cioè Spoleto, porca miseria, mi ero dimenticato Spoleto. Mamma mia, Spoleto, è vero, anche lì, c'è una bella gara, anche Perugia. Peccato, io mi ricordo quando avevo fatto un po' il giro, mi ricordo che avevo, c'è un punto, dall'alto, a un certo punto vedi tutto questo, parlando di 36 anni fa, quindi sarà cambiato tutto. Vedi Perugia, che è bellissima, tocca dire. Peccato che ci siete voi umbri, ma che brutta gente che sei. Allora, bellissima. Dall'alto vedevi, però proprio era brutto vedersi, ma molto dall'alto, la città antica con le mura, eccetera, e poi appiccicato era sulla destra, dove vedevo io, la parte nuova della città, quindi edifici che francamente non c'entravano nulla. Però è vero, Gubbio. E poi c'è quel posto dove ho preso Norcia, che ho preso, non le ho prese, pensa che ignorante, le palle di mulo, perché guarda Fioi che l'era ignoranza l'avevo fatta di parlare in idioma, insomma, c'è questo mercato, Norcia, altra città, sì, oh, mamma mia. Però Mario sei riuscito, perché poi li ho visti questi posti, questi luoghi, sì, sono pazzeschi, sono incredibili, ti lasciano la bocca aperta. Mi ricordo, ma pensa, ma proprio mamma mia, che provinciale che non sono adesso, ma quanto lo sono stato. Arrivo, c'è questo bel mercatino e vedo le palle di mulo, no, coglioni di mulo, no, proprio con l'espressione coglioni di mulo. Io ho pensato, ma pensa che provinciale, ho pensato che fossero davvero coglioni di mulo, e invece no, e infatti recentemente ho riparato e ho online ho ordinato, è un ottimo salume, i coglioni di mulo. Allora, qua abbiamo gente di Foligno, mi manda, da qua non riesco a aprire, comunque Berengario in Subrico che saluta. Siamo gente di Foligno, ma se va bene. Quando abbiamo una telefonata. Pronto? Buongiorno, Giordano da Udine. Non so se sono in tema, ma io ritengo che il voto disgiunto è diventato ormai anacronistico, crea confusione tra gli elettori.
E il caso eclatante è stato quello qualche anno fa di Portogruaro, dove sono andati a votare 2 o 3 volte, non ricordo. Grazie e buon lavoro. No, beh, Giordano, non è fuori tema perché è, diciamo, tema libero, non c'è un tema dato. Parla di casa mia, San Vito Tagliamento, Cordovado, Bagnara di Gruaro, Cordovado. Porca miseria, però adesso si vede che non ho seguito quel caso di Portogruaro col voto disgiunto. Difatti, adesso però non ho avuto modo di informarmi, non so se era previsto, era ammesso o no il voto disgiunto, perché ormai stiamo vedendo che ci sono delle regioni che non lo ammettono più, o anche nel caso dei comuni non viene più ammesso. Per esempio, mi sembra, non vorrei sbagliare, che in Lombardia non fosse ammesso, so che una delle ultime regionali, quelle più grosse che abbiamo seguito in questi ultimi 2 anni, in alcuni sistemi elettorali non fosse ammesso. Quindi mi sembra che l'ascoltatore di Udine, Giordano, esprima un indirizzo che sta che sta prendendo forma, insomma, che sta prendendo corpo, cioè non puoi votare il presidente di una lista e il consigliere di un'altra, perché c'è qualcosa, qualcuno potrebbe dire sei schizofrenico. Alla fine, vabbè, ci può riflettere in quelli che sono i termini anche di rappresentanza della volontà politica, possono essere più disparati. Va bene, noi andiamo avanti. Allora, purtroppo devo interrompere, era un clima tutto sommato gradevole, invece leggendo la cronaca purtroppo 64 morti a Valencia nell'alluvione, intrappolati come topi. Penso che sia vabbè, senza parole. Mai visto in 100 anni un'alluvione come Valencia. Testimone incastra l'ex di Aurora, l'ha buttata giù dal balcone, PM, lei tentava di aggrapparsi, lui la colpiva. Il PIL del terzo trimestre invariato, più 0,4% sull'anno. La TBC, principale minaccia infettiva, 8,2 milioni di casi nel 2023. L'incontro Ali Foreman 50 anni fa nella giungla, la box divenne leggenda. A Kinshasa il match del secolo, il più grande tornò campione del mondo. E chi ha, diciamo, gli over più che 50, ormai gli over 60 si ricordano, poi comunque fu una leggenda. Anche il Corriere apre con la tragedia di Valencia, qua sono 62 morti, l'ANSA è arrivata a 64. Speriamo che basta, insomma, speriamo che si fermi. Sono immagini eloquenti. Manda in condivisione, se magari qualcuno a casa ci segue, come vedete sono immagini davvero devastanti. Anche qui si parla del super testimone, ma qui no, scusate, ecco qua ancora diretta, alluvione in Spagna, neonati sepolti, Chiara Petrolini, ho provato a scuotere, non respirava e l'ho messo in giardino. Tredicenne caduta dal tetto, il PM Aurora ha tentato di aggrapparsi, lui la colpiva. Gustav Teni, la morte di Matilde Lorenzi, una tragica fatalità, ma sciare su un ghiacciaio è più complicato. Marina Berlusconi, nominata Cavaliere della Repubblica, lo dedico a mio padre, Mattarella, sul lavoro immigrati no a irrazionali fobie. Omosessuali come gli ebrei, le frasi shock del consulente della regione Sicilia. Schlein, puntiamo a essere il primo partito in tutta Italia, servono alleati soliti. Il giorno più buio dei 5 Stelle, Grillo attacca
ancora traditi dalle pecore. Oggi qui, domani là, la destra dei paraguru sono su Dagospia, quando nel 2015 la Meloni si opposa alla candidatura di Buttafuoco alla presidenza della regione Sicilia perché è musulmano. Andiamo, segui la Lega, facciamo Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Segui la Lega prima che la Lega segua te alla Marciana, seguisca te alla Pellegrina e anche secondo la sintassi. Sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it. Quante cose si possono fare su questo sito, per esempio leggere l'instant book di Matteo Salvini. Mi dichiaro colpevole di aver difeso l'Italia, lo sapete, il processo Open Arms, richiesti 6 anni di carcere. Il 20 dicembre, se non ricordo male, ci sarà la prima sentenza. Hashtag io sto con Salvini, fai sentire la tua voce, firma anche tu, difendere i confini non è reato. Iscriversi alla Lega è molto facile. Prima ancora ricordiamo il calendario delle feste della Lega, è un periodo fecondo, c'è ancora un tepore che proprio sono gli ultimi tepori d'autunno, potrebbero protrarsi ancora per qualche giorno a novembre e quindi sono giorni meravigliosi secondo la mia personalissima opinione, e sicuramente bei giorni di festa. Poi tra l'altro c'è anche il weekend lungo di Ognissanti e quindi andiamo ogni tanto anche, cioè, alziamo il piede dall'acceleratore, se no qua si scoppia. Come si fa a iscriversi alla Lega? Molto semplice, si versano 10 euro, lo si può fare anche tramite PayPal senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a PayPal. Poi il codice fiscale, gli altri dati richiesti e quindi vi verrà recapitato alla Magione per via postale, ma se di mezzo ci sono poste italiane, io raccomando ampi, calorosi, profondissimi gesti apotropaici alle femminucce, ai maschietti, a tutti i sessi previsti, anche quelli non previsti, perché io sono molto inclusivo, la tessera Lega Salvini Premier. Poi il gesto di autodeterminazione civica, i soldi sono nostri, lo Stato vorrebbe tenerseli, almeno ci lascia la possibilità di dirgli dove spenderli. Questo è un redazionale della Lega, quindi il 2 per 1000 noi lo diamo come indicazione per la Lega, il D43, scelta libera, difesa dell'Italia in Europa, il tuo sostegno vale il 2 per 1000, non ti costa nulla e quindi nella tua dichiarazione dei redditi scrivi D43, D di Domodossola, 4 come le stagioni, 3 il numero perfetto. E infine le apparizioni radio televisive di loro, degli eroi della Lega, i suoi politici. Oggi pomeriggio l'europarlamentare Isabella Tovaglieri alle 16 a Sky TG24. Poi sempre oggi pomeriggio 17:20 Rai Radio 1 con il presidente della Commissione Attività Produttive Alberto Gusmeroli, il sottosegretario alla programmazione economica Alessandro Morelli. Domani in ora antelucana, per chi vi parla, quasi nel cuore della notte, Rai Radio 1 alle 9:30. E poi sempre domani 31 di ottobre alle 13:45 Edoardo Rixi, il sottosegretario alle infrastrutture, Un giorno da pecora, trasmissione storica Radio 1. 14:30 non è possibile, sono puntuale. Stop. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
Allora, parte seconda di che giorno è, eravamo in debito di altri genetriaci. Anche un saluto, l'abbraccio forte, 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 forte alla signora Carmela, alla signora Clotilde e alla signora Adrianangela. Davvero un abbraccio forte forte, loro ci seguono, ma ci seguiscono pure dal canale 252 del digitale televisivo terrestre, perché questa è una radiovisione che si abbona a Radio Libertà, Campo Alto Cent'anni. Meditate gente, meditate. Potete seguirci ovunque voi siate, grazie anche alla Radio DAB, al bel sito radiolibertà.net, al profilo Facebook e a Twitch, il social di ultima generazione. Qui le temperature dicono internamente 24 gradi, 21,4 gradi centigradi sopra lo zero esterno, 67% l'umidità, 1022,8 millibar la pressione. Ormai è costante, se mi dimentico pazienza, perché tanto è sempre 137,4 metri sopra il livello del mare, che ci vedono situati Lorenzo il Magnifico e il sottoscritto. Dicevo l'ora di andiamo a terminare con gli ultimi genetriaci, quasi una sincronicità junghiana. Abbiamo sentito purtroppo in un caso di tragico, abbiamo sentito le parole, vi ho letto le parole del grandissimo Gustav Teni, ed ecco l'altro grande di quella che ai tempi era la Valanga Azzurra, anche se poi il più forte di tutti era Ingmar Stenmark. Mai visto uno fare quelle robe che faceva lui sugli sci. Comunque il grande Piero Gross, che oggi appunto un oro olimpico e una medaglia ai campionati del mondo, un grandissimo sciatore. Poi a me era piaciuto tantissimo, è un film che mi aveva colpito, La leggenda del re pescatore. Il regista è Richard Lagravenese. E oggi Ivanka Trump, figlia d'arte o del cognome del padre, beh, lei il cognome ce l'ha per forza. Comunque la figlia, che questa volta è stata più un po' in secondo piano, mi sembra, nella campagna elettorale. Ne parleremo con Silverio Allocca lunedì, vi anticipo. Venerdì siamo chiusi e lunedì siamo aperti, e con Silverio Allocca, perché c'è una intervista che ho rilasciata qualche giorno fa da Kamala Harris, dove ne ha combinate più di Bertoldo in Francia, come si diceva ai miei tempi. E allora prepara Diego. Allora, usare le parole per un universo, sembra il pallone, il gioco del calcio, sì, ma è stato Diego Armando Maradona.
Eccoci qua, in mano negra erano. Questo Lessi all'epoca era, sapete che non ricordo più bene, forse i primi anni 90, che Maradona telefonò a Manu Chao quando seppe di questa canzone senza averla sentita. Io de puta, cioè pensava che fosse un attacco nei suoi confronti, e invece non era così. Poi li ascoltò e da quello che mi ricordo, che mi risulta, alla fine pare che fosse soddisfatto Maradona da questo brano. Poi c'è una scena meravigliosa, qualificazioni ai mondiali del 2010, l'Argentina allenata da Maradona va malissimo, fa una fatica mostruosa, gioca l'ultima partita sfavorita, deve vincere con, insomma, tutti giuravano che nonostante avesse giocatori mostruosi, si parlava prima di Tevez eccetera, nonostante avesse giocatori fantastici, tutti sono arcisicuri che Maradona non porterà l'Argentina al mondiale, perché Maradona anche era, io mi ricordo, è anche abbastanza, cioè io e Lorenzo nonostante sia nato tanti anni, cioè abbiamo una grande differenza di età, però lo amiamo, io direi, con la stessa intensità. Lui lo ha percepito in modo diverso ovviamente da me, perché c'ero quando venne in Italia, c'ero quando Goicoechea lo spaccò in una maniera da prendere, veniva voglia, eccetera, e quindi lo avevo. Però c'è anche chi non lo ha amato. Io mi ricordo quando ero in fabbrica, un ex sindacalista comunista, uno di sinistra, votava PC, c'era il PC quella volta, e era anche interista, e mi ricordo, Maradona è un teron, diceva con disprezzo, che come si dice in dialetto, a chi che non gli piace il bon, Dio dovrebbe levargli anche il trist. Chi non ama il bello, Dio dovrebbe togliere anche il brutto, perché non merita niente. Vabbè, comunque probabilmente era un caso che fosse comunista sindacalista, sta di fatto, vabbè. E insomma aveva tanti nemici comunque, perché non è sempre stato irreprensibile con i suoi comportamenti. Io, uno come Maradona, perdono tutto. Avevo un amico che era nato più o meno, mi sembra, negli stessi giorni, quindi ve la faccio breve. Alla fine l'Argentina vince e si qualifica ai mondiali. Sa la stampa, Maradona non si presenta, apre la porta e con rispetto per le signoras, ciupamelo. Serve la traduzione, Lorenzo. Quindi c'era anche, sai cosa, che nella sua grandezza aveva anche un po' un qualcosa del monello. Io, uno come me, in questo sono molto furlan, io molto quasi todisco, il fallo di mano non si fa, io non sopporto le simulazioni, io a Maradona gli ho perdonata. Lasciamo perdere che l'aveva fatto agli inglesi, quindi las manos de la mano de Dios. Però uno come aveva qualcosa di monello, perché non lo si è mai visto cattivo, non lo si è mai ha preso. Vai a vedere su YouTube, tu che sei appassionato come me, io ogni tanto lo faccio. Guarda che lo menavano, lo pestavano di brutto, ma le ha prese. Che oggi Maradona farebbe 50 gol a stagione, perché lo massacravano con falli anche da dietro, che poi a un certo punto Blatter, quando i primi incidenti, se non sbaglio, infortuni gravi di Ronaldo fino agli anni 90 o anche prima, Blatter il modello del 98, disse agli arbitri, fischia subito, fallo da dietro, si fischia, non so se addirittura già con l'espulsione. Beh, parlavamo di Maradona, quindi scendere nel calcio invece era abbastanza inevitabile. Invece scendiamo nel revival, si chiamava così negli anni 70, giuro che un giorno ve la racconto, perché c'era Ivan Cattaneo, Italia Graffiati anni 60 eccetera. C'è un aneddoto che conosco, che non conosce nessuno,
che prima di accomiatarvi dall'amato e pregiato pubblico racconterò, che è spassosissimo, anche perché non c'è nulla a dire la verità, è un po' forte, ma non c'è nessun reato, non c'è. Allora, mi fa venire in mente la parola revival, si sente negli anni 70, poi Fellini la trasforma nel romagnolo Amarcord, mi ricordo, e era molto revival anni 50, una serie che negli anni 70 andò fortissimo anche in Italia, tant'è che ci sono personaggi come Fonzi, Arthur Fonzarelli, non in arte, Arthur Fonzarelli, Henry Winkler, l'attore Henry Winkler, che fanno ancora parte abbastanza. Uno dice non fare il Fonzi, credo che, non so se Lorenzo lo può capire, no, lui no, comunque lo si capisce ancora, sì, perché era un personaggio entrato nell'immaginario pop. Ed era anche molto 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 amata la sigla di Happy Days, perché ovviamente Arthur Fonzarelli, sto parlando di Happy Days, che accompagnava l'ingresso nel tardo pomeriggio, prima serata di quegli anni 70, che non so se possono essere visti come brutti o belli a seconda del punto di vista. È finita e direi che possiamo concludere il che giorno è, quindi mettiamo come da prassi. È stata un po' una scaletta un po' ribaltata per motivi organizzativi, intanto cambiando, invertendo l'ordine dei fattori, il prodotto non cambia, quindi avete avuto tutto, compreso anche l'ospite per il qui Parlamento, e mandiamo la sigla di chiusura di che giorno è. Avete ascoltato Che giorno è? Scegliete la vita, scegliete un lavoro, scegliete una carriera, scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore del cazzo, scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici. E anche se fa parte di che giorno è, però lo estrapoliamo, perché così poi mandiamo la sigla di chiusura oltre la pagina, quindi rispettiamo tutto. Mandiamo i rilevamenti, non rilevazioni, i rilevamenti demoscopici, i sondaggi e i sondaggetti. Tecne realizzato, committente agenzia Dire, il borsino dei leaders. Meloni 44, 37,4 Tajani, Schlein 30,8, Conte 29,6, Salvini 26,2, Emma Bonino 20,2, Calenda 19,5, Bonelli 16,6, Matteo Renzi 14,3. I partiti: Fratelli d'Italia 29,6, PD 23,3, Forza Italia 11,2, 5 Stelle 10,5, Lega 8,2, Verdi e Sinistra 5,4. Fiducia del governo 40,3 contro non fiducia 52,2 e non sa il 7,5. Prosecution. Adesso arriva. Allora andiamo. Questo invece è intenzione di voto Ipsos.
Allora, Fratelli d'Italia 26,8, PD 21,1. Aspetta, Ipsos committente Corriere della Sera. Allora, Fratelli d'Italia qui molto più in basso rispetto agli altri rilevamenti demoscopici, 26,8. Il PD 21,1, in ribasso anch'esso, in rialzo 5 Stelle 13,9, Forza Italia 8,9 e 8,6 la Lega, Verdi Sinistra 6,2, Italia Viva 2,3. Il gradimento del governo 40 contro 49, 11 indecisi. Gradimento nei confronti di Giorgia Meloni 41 a 49, 10 indecisi, 41 negativo, positivo, 41 positivo, 49 negativo. Il livello di gradimento degli altri leaders 31 Tajani, 29 Conte e Schlein, Salvini 25, Fattoriani 22, Bonelli 22, Lupi 20 e poi Calenda 16, Renzi chiude la fila con 12. Fanalino di coda, il fanalino di coda, le code hanno il fanalino. E poi abbiamo le elezioni USA, Stati Uniti, secondo termometro politico, committente Data. E a due, aspetta, però io mi aspettavo ecco qua. Secondo lei, dunque, allora il numero di ci sono altre domande, anzi andiamo alle elezioni. Per l'interesse dell'Italia chi sarebbe meglio vincesse? 29,4 pensa sia meglio per l'Italia se vince Trump, il 37,9 pensa sia meglio per Kamala Harris. E poi abbiamo non ha importanza 4,2, non ha importanza, tanto sarà sempre un ottimo rapporto 11,1. In entrambi i casi gli Stati Uniti danneggeranno gli interessi degli italiani. Ma allora andiamo poi invece ai partiti. Fratelli d'Italia 29,2, PD 23, 5 Stelle 10,2, Lega 8,8, Forza Italia 8,6, Alleanza Verdi Sinistra 6,9 e lo chiudiamo qui. E poi abbiamo un po' di dati Istat. Fiducia dei consumatori e delle imprese ottobre 2024, il clima di fiducia è passato, è diminuito dal 98,3 a 97,4 da parte dei consumatori. La fiducia delle imprese è diminuita anch'essa da 95,6 a 93,4. Vediamo. Commercio estero extra UE, extra Europa, settembre 2024, riduzione congiunturale per entrambi i flussi, quindi per le importazioni meno 1,5, per le esportazioni meno 0,4 e lo chiudiamo. Questo invece commercio estero extra no, è sempre lo stesso, quindi è un doppione, succede. Retribuzioni contrattuali, secondo trimestre 2024. A fine settembre 2024 i 46 contratti collettivi nazionali in vigore per la parte economica riguardano il 47,5 dei dipendenti, circa 6,2 milioni, e corrispondono al 45,8 del monte retribuito complessivo. Nel corso del terzo trimestre 2024 sono stati recepiti 8 contratti, calzature, trasporti marittimi, alberghi, RAI, scuola privata laica, scuola privata religiosa, ceramiche, poste. I contratti a fine settembre 2024 sono in attesa di rinnovo, sono 29 e coinvolgono 6,9 milioni di dipendenti, il 52,5% del totale, contro il 45,8% che invece lo hanno rinnovato. Il tempo medio di attesa di rinnovo a settembre pari a 18,3 mesi, era 32,2 a settembre 2023 per i lavoratori con contratto scaduto e a 9,6 mesi per il totale dei dipendenti, era 17 a settembre 2023. Quindi sarebbero migliorate le cose a quanto pare, almeno sotto questo punto di vista. La retribuzione oraria media nel periodo gennaio-settembre 2024 è cresciuta del 3,2% rispetto allo stesso periodo del 2023. L'indice delle retribuzioni contrattuali orarie a settembre 2024 segna un aumento dello 0,2% rispetto al mese precedente e del 3,7% rispetto a settembre 2023.
L'aumento tendenziale è stato del 4,6% per i dipendenti dell'industria, del 4,1% per quello dei servizi privati e dell'1,6% per i lavoratori della pubblica amministrazione. I settori che presentano gli aumenti tendenziali più elevati sono credito e assicurazione più 11, gas e acqua più 6,7 e metalmeccanici 6,4. L'incremento nullo per edilizia, farmacie private, telecomunicazione, ministeri, forze dell'ordine, forze armate e attività dei vigili del fuoco. E quindi questo lo possiamo chiudere. Allora, ecco qua, questo chiuso e stiamo per chiudere anche noi, quindi eccoci qua. Vediamo aggiornamenti, sempre la tragedia di Valencia, 64 morti e il fiume straripato, uno tsunami. Questo è l'ANSA, qua ci sono le foto. E chiudiamo con queste triste notizie dalla Spagna e ringraziamo naturalmente il grande Lorenzo il Magnifico, sulla tolla di comando in regia tecnica, e grazie a tutti coloro che anche oggi hanno avuto la bontà di seguirci. Avete ascoltato Oltre la pagina.